Iniziamo con il canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Iniziamo questa domenica, la Pasqua settimanale della Chiesa, attorno all'altare del Signore. È il nostro incontro mattutino con il Signore risorto che si offre a noi nella sua parola, parola di vita, e nell'Eucaristia, pane di vita. Apriamo nella maggior ampiezza possibile il nostro cuore per accogliere questi doni del Signore. A Lui che si offre a noi, noi offriamo a Lui la nostra pochezza, la nostra fragilità, per poter essere rinnovati pienamente. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano?
sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Possiamo dare un titolo un po' che colleghi le tre letture: l'universalismo della salvezza. Dio offre la salvezza, cioè la comunione con sé, a tutti gli uomini. In maniera privilegiata l'aveva offerto in anticipo a Israele. Ma Israele è soltanto una fase della salvezza, del momento storico in cui Dio si comunica, si dona agli uomini. Il profeta Isaia, nella prima lettura, parla proprio di questo universalismo della salvezza che Dio offre all'umanità. È importante richiamare in un istante il momento storico in cui il profeta parla. Israele è tornato dall'esilio, sta ricostituendosi come entità etnico-religiosa e si chiude mentalmente. Lui solo è l'eletto, gli altri tutti rifiutati. Il profeta corregge questa mentalità e annuncia che Dio interverrà per radunare attorno a sé tutte le genti, non solo Israele, ma tutti i popoli, e fa una elencazione di popoli, di tribù che sono ai margini di Israele, ma che sono poi anche lontani, quando parla delle isole lontane, cioè i popoli più lontani. Dio ama tutti i suoi figli e ogni essere umano è suo figlio, e ad ogni essere umano Dio offre la possibilità e l'opportunità di entrare in dialogo, in relazione con Lui. Nella seconda lettura, presa dalla lettera agli Ebrei, ci dà una esortazione molto forte e parte per questa esortazione da un principio pedagogico che ogni genitore, ogni educatore esplica. Quale mamma, quale papà non dà delle indicazioni chiare, precise, forti anche ai figli? Quale papà, quale mamma non attua anche la mano forte per raddrizzare la pianticella del figlio? Perché
che se non è raddrizzata finché è piccola, non si raddrizzerà più dopo. Ecco la correzione. E la correzione sul momento al figlio o all'educando diventa un morso. E questo il figlio, l'educando, quante volte digrigna i denti, quante volte freme contro i divieti o contro le punizioni che mamma e papà gli danno. Ma non si rende conto che quei richiami, quelle punizioni sono per il suo bene. Le vede soltanto come una restrizione alla sua autonomia, come un impedimento a fare ciò che vuole. Ma nella vita non si può fare tutto e solo ciò che si vuole. Ci sono delle norme ben precise, delle strade ben dritte da seguire per una realizzazione piena, per realizzare tutte quelle potenzialità, quelle capacità che il buon Dio ha posto nella persona. Ci occorre un allenamento di disciplina per una formazione personale, ma non è compreso dall'educando, dal ragazzo. Ecco che allora reagisce, ma alla fine però si renderà conto quanto sia stata preziosa la mano ferma del papà, della mamma nella sua vita, per la sua crescita. Se non c'è la fermezza non si realizza nulla. E purtroppo ai nostri giorni, basta che ci guardiamo attorno, possiamo constatare quanto vera sia questo principio, questa affermazione. Il brano del Vangelo parte da una domanda che viene posta a Gesù, però è importante cogliere la premessa, l'introduzione a questa domanda. Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Gesù ha un traguardo, ha una meta ben precisa ed è consapevole di ciò a cui va incontro. Va a Gerusalemme, ma va a Gerusalemme non per una passeggiata, neppure per una discussione nel Tempio, una dissertazione teologica nel Tempio. Va a Gerusalemme per affrontare la Pasqua. È consapevole di ciò che lo attende. È ormai alla conclusione della sua vita. Ma questo lo incentiva maggiormente a intensificare la sua attività profetica. Infatti, passava insegnando per città e villaggi. Ovunque va, egli annuncia la parola, che ha un centro, un punto di riferimento costante questa parola, il regno di Dio. E per regno di Dio non è una struttura sociale, politica, economica, terrena, ma annuncia l'amore di Dio che si offre all'uomo, che chiama l'uomo a una relazione vitale di comunione profonda con sé. Ecco il regno di Dio. Questo annuncio intenso, forte, costante che Gesù attua, suscita una domanda. Ed ecco questo interlocutore, un tale e anonimo. Possiamo essere ciascuno di noi. Rivolge a Gesù una domanda. Signore, tu parli del regno di Dio, ma sono tanti o sono pochi quelli che entrano nel regno di Dio, che accolgono il regno di Dio? E Gesù
non dà una risposta quantitativa. Sì, sono molti, no, sono pochi, o non è nessuno, oppure sì, sono tutti. No. Gesù rimanda alla scelta, alla responsabilità personale dinanzi al dono di Dio. Il dono è offerto a tutti, implica una risposta personale. Non esiste l'anonimato davanti a Dio. Siamo tutti in prima persona. La risposta di Gesù è molto forte. Dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Mi soffermo soltanto sul primo verbo e un accenno al secondo concetto. Sforzatevi di entrare. La traduzione italiana è sforzatevi. Sì, è buona, ma la parola che l'Evangelista Luca usa nel testo greco, nel testo originale, è molto forte. Non è semplicemente sforzatevi, ma è lottate a gozzino. Tutti abbiamo visto il pugilato, c'è il ring, i due contendenti si affrontano, cioè lottano per poter avere la vittoria. Gesù dice: il regno di Dio è una lotta che l'uomo è chiamato a sostenere per poter entrare. È una battaglia che siamo chiamati a compiere contro le forze negative del male che impediscono l'ingresso al regno di Dio. Sotto questa affermazione, lottate, battagliate, Gesù rimanda a quello che è un impegno spirituale, personale, un impegno ascetico. E entrare per la porta stretta è la porta che nessuno di noi vorrebbe sentire. Nessuno! È la porta della croce. Nessuno va incontro, va in cerca, solo il masochista, della sofferenza. Gesù ci dice: no, sforzatevi di abbracciare la croce, di confrontarvi con la croce, di accettare la croce per poter entrare nel regno di Dio. Gesù ci dà l'esempio, sta salendo a Gerusalemme per affrontare la passione, perché è consapevole che attraverso la sua passione avviene per l'uomo la salvezza. Viene vinto il male, il peccato, viene vinto Satana, che lotta contro l'uomo, impedisce in tutti i modi all'uomo di entrare nella comunione con il Signore, nella visione di Dio. È una lotta interiore che siamo chiamati a fare, e questa lotta interiore viene vinta attraverso la croce di Gesù. Camminando con la croce, affidandoci alla croce di Gesù, troviamo la salvezza, cioè accogliendo l'amore di Dio, del Padre Celeste, che si offre a noi in Gesù,
ubbidiendo Gesù, noi entriamo nella salvezza. E questo è di conforto, perché noi con il battesimo abbiamo accolto nella nostra vita il Signore Gesù. Noi attraverso anche gli incontri domenicali qui attorno all'altare del Signore ci viviamo il nostro incontro con il Signore Gesù e rafforziamo e consolidiamo la salvezza che ci è offerta. Ma è importante però quel lottare, sforzatevi, quel lottare, quel battagliare contro le tentazioni, contro il male, il quale è sempre pronto ad insidiare quel legame profondo di fede e di amore che si instaura con il Signore. Con gioia rinnoviamo la nostra adesione al Signore con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci dice di sforzarci di passare per la porta stretta e di prendere sul serio la sua chiamata alla salvezza. Affidiamoci alla forza dello Spirito Santo per accogliere questo monito. Preghiamo insieme. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Perché la Chiesa, chiamata ad essere missionaria, con l'esempio e la guida del Papa e dei Vescovi, non si stanchi di annunciare con passione e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Perché i governanti comprendano che la pace e la concordia tra le nazioni sono i beni che più desiderano i popoli del mondo intero. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché quanti sperimentano sofferenza, dolore, umiliazione e afflizione
siano sostenuti e consolati da te, che sei passato dalla porta stretta della croce. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché noi qui riuniti, nutriti dal sacrificio eucaristico, apprendiamo a sopportare con generosità e zelo i disagi e le prove richieste da una testimonianza fedele. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. O Padre, accogli le suppliche della tua Chiesa in preghiera e sostienila nel suo cammino verso la patria celeste, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. E preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché, fedele interprete dei tuoi disegni, si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Gesù, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna
Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi
tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli, e guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo con la fiducia dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi. Diamoci un segno di comunione e di pace. Abbi pietà di noi. I peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo custodisca per la vita eterna. Il canto numero 460. Fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfrange
basso, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. In fondo ci sono degli avvisi della settimana che fondamentalmente sono contenuti. Il Signore sia con voi, ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Canto 262. Lodate Maria, o lingue
lodate Maria. Maria, sei ciglio di puri candori, il cuore innamori del Verbo tuo Figlio. Lodate, lodate, lodate Maria.